che può dare una mezza idea. A me pare che tutte cose state bene, potremmo cercare. Allora, prima di tutto bisogna dire che alla fine di ottobre e all'inizio di novembre, per tutto il mondo è stato sempre comunque un periodo di giorni che è proprio chino, proprio chino, di cose simboliche. Come ho detto prima, fra Halloween e la festa della muerte qua, come pure in Messico c'è la festa della muerte che dura 10 giorni. Qualche cazzo di muerte portata in Messico. Stavo da Lorenzo a sto punto, visto che lo trova. Carne, Lore. A te dove stai appoggiato? È incredibile, le tradizioni sono veramente antiche. E non ci vedono solamente gli ultimi 50 anni. Sta roba viene reso anni, porca puttana. Veramente fuori da capo. Comunque, noi entro all'era moderna, fra di noi, capite? Ne mettiamo e cessacci. Ne vestimmo, tutte queste cose, ma non ci sappiamo che sta festa, stiamo parlando di Halloween per esempio, è avvenuto da una festa celtica. Ma ha spiegato Germano che la festa di celtici, come si dice, boh, celtici, dici voi, non lo so io. Sono capito della vanna irlandese, che vanno là. E lo chiamavano Festival della Muerte. Oro. E lo inventarono questo festival della pizza, anzi non della pizza, delle muerte, ricordando le antenate che stavano prima delle celtici. Quindi tu ti dici, allora che cazzo è successo all'antenate? Che se no non so di questa festa, no? Ma che mi ha cagato lo cazzo. Quindi trasiamo proprio la questione qua. Come è arrivato poi il cristianesimo, quindi che i cristiani, non i cristiani, i cristiani che credono in Cristo, hanno cambiato questa festa che era pagana. Non so se significa che pagavano, però mi ha detto Germana che era una festa pagana e l'hanno cambiata praticamente in un'altra maniera. L'hanno chiamata Tutti i Santi e tutte le anime delle muerte, penso. E si chiamava in tra lingua antica una cosa tipo All of Mass Tridium, cioè significa questi tre feste tutti insieme. Uno era Hallows Eve, e l'altro era Tutti i Santi, e l'altro era tutte le anime delle muerti. E durava queste tre feste duravano dall'ottobre 31 fino al 2 novembre. Vedi? Tutte cose che vedo combaciano fuori da capo, Germano. Carne, Germano. Quindi, se uno nasce mo, capito, 10 anni fa, o 5 anni fa, 20 anni fa, nasce sapendo che a Halloween si deve vestire come un cuglione, con lo sangue che le esse fuori dalle nasche, con, capito, con una pizza in culo che ci girano, non lo so, visto tutti di scheletro, o cose di questo genere, capito? E ti chiedere un dolcetto, tutte queste puttanate qua. Come a Carniale, più o meno. Che poi dici, che cazzo c'entra Carniale? Carniale per stavolta lo lasciamo fuori, però mo ci dedichiamo alle muerte. E allora gli stanno dicendo, ma perché Halloween sono a vestire sempre così? Questi qua sono satanisti, sono, capito? Ste ci dici che sono satanisti, sono altri che dicono, no, si face perché lo facciano in America, quindi la fa per noi, e ci vengono da altre parti del mondo, e lo fanno, e ce lo fanno, eccetera, eccetera. Ma Cristo Santo
o che dico, sta festa veniva dagli celtici, quindi sti irlandesi che hanno fatto sto cazzo festival delle muerte e si vestevano, ma vi faccio vedere pure una fotografia, faccio vedere come si vestevano. Aspettate, per quelli che non ci possono vedere, so cazzo loro. Per quelli che possono vedere, se la possono vedere. No, vedete mo? Non ci sono proprio vestute di, come dire, di zombie, cose di sto genere. Però siamo là, va. Sono vissuti come verdune, come ce ne sa io, come non lo so, voi ditemi, questa stai con una maschera, quell'altro stai pure con una maschera di polcinella, qui tu stai vestito come uno salandrone, con la corazza, da, l'altro stai con il cappuccio, con la fiamma a mano, insomma, molto capito suggestiva come cosa, ma che dico. Comunque, siamo annanzi. Quindi si vestivano così e poi quando è stato di le cristiane che hanno cambiato sta festa, tutti i santi praticamente, l'hanno un poco, l'hanno levata sta cosa, un poco capito, un poco strana, un poco scura, che si mettono quelle vestiti strane, l'hanno trasformata la festa della muerte, per dire, va. Comunque bisogna avvicinarsi e capì che qua praticamente bisogna cerare veramente di parecchi anni. Allora, come sto dicendo l'altra volta, stava sto autore canadese che dovrebbe essere sopra, non so, sopra da, lo Canada, la barchetta da in Canada, che si chiamava Robert Grant Halliburton. Questo è nato entro il 1831 e ha fatto un culo per sempre nel 1901. Questo era uno scienziato, faceva un sacco di studi e controstudi e studiava l'America e l'Europa, per come tutte le culture, tutte queste cose qua. E insomma, già ha fatto questo qua, ha scritto e pubblicato un sacco di documenti, capito, articoli sopra la scienza, la storia, la politica di certe situazioni. A un certo punto questo qua si è fatto un viaggio. E ha azzeccato a capire che quei viaggi, cazzo dei viaggi che si faceva, tanto non ci stavano aerei, vagnò. Questo qua viaggiava come un animale. Pigliava nave di qua, nave di là, ci viaggeranno. Insomma, entro il 1868, queste sono notizie di prima mano, mano a mano che mi dai Germano. Entro il 1868, questo qua ci ha fatto un culo fino in Inghilterra. E ci ha fatto. Ha visto che stava una connessione, non internet ovviamente, ma stava una specie di, capito, di attaccamento fra tutte queste feste, di tutti i santi, la festa delle muerte e Halloween, come cazzo si dice, no? Halloween, Halloween, facete voi, un culo. Si è avuto a chiedere questo qua, naturalmente, ha detto, ma come cazzo? Mo' entro il 1860 non ci sta internet, non ci sta il telefono, non ci sta, che cazzo ne saccio io, l'aereo, capito? Come cazzo è possibile che in Inghilterra sta la stessa festa che sta in Perù, che deve essere buon lontano, penso, e sta la stessa festa che sta tra l'Italia o tutte le altre nazioni che stavano in giro, perché visto come ho detto prima, se faceva lo culo a muto e viaggiava come un animale questo qua. E tutto quanto ci faceva trovava che sto cazzo di periodo
sempre il 31 ottobre allo 2 novembre, stavano sempre sta festa riguardo le muerte. Sua, puro, ci volimo. Volimo o non ci volimo. Comunque, per non fare una capo di chiacchiere, questo qua ha azzeccato a scrivere ovviamente un poco di documenti, e ha azzeccato a dire, "Oi, qua, di capire perché sta cosa è così in tutto il mondo. Perché a questo punto ognuno sta parlando di tutto il mondo, ma veramente tutto il mondo. E qui in Perù, e qui in America, qui in Africa, e qui in Arabia, dove cazzo vede, non lo so, in Giappone, tutte quante teniamo sta cazzo di festa. Quindi, azzeccato a pensare, sicuramente ha avuto a succedere qualche cosa di grosso che tutti quanti in tutto il mondo hanno avuto a dire di pizza, qua ma fa una festa, o una tradizione, una cosa del genere. Quindi bisogna chiedersi appunto che cazzo è sta cosa che è successo, che questo qua si è fatto questi problemi in capo. Allora, sto Robert Halliburton qua, che mo quasi quasi che ne ci troviamo, mi metto pure la foto di sto preso. Ed è una bella faccia da cazzo. Si vede la foto? Sto tizio qua ha azzeccato e ha azzeccato a chiedere, si è azzeccato a chiedere pure io, ha detto l'unica cosa qua che può essere comunicante fra tutte queste città, tutte queste nazioni, tutte queste cazzo di culture, tradizioni, può essere o un super terremoto mondiale, che comunque non avrebbe tanto senso, oppure ha avuto a succedere in una cosa all'aria, intanto allo spazio, capito? O in mezzo alle stelle. Perché mo dici, io vedo la luna e in Italia la vedono pure in nota nazione la luna, non è che dici che scompare. E quindi questo qua ha azzeccato ovviamente a capire come cazzo funziona sta situazione di l'astronomia, perché comunque questi cristiani dell'astronomia sono sempre fottuti, hanno scritto calendario sopra calendario, e le calendarie delle Maya, e le calendarie delle muerte, le calendarie di... che cazzo ne so io, di Cristo, vedete voi. Ognuno scriveva queste cazzo di calendari. Germano mi ha detto, ma tu non ne sai niente, che secondo Id, cioè secondo Germano, non secondo me. O secondo Germano stavano già un sacco di cristiani prima che ne sapevano un sacco di ste cazzo di cose astronomiche. Questi qua sapevano a c'è punto 2 mesi, praticamente, si trovavano la costellazione, c'è sacci dello leone o della pizza, dello giaguaro, non lo so, che cazzo sono le costellazioni. Poi quelle cose che si formano, capito, con le stelle. Che poi le pigliano punto con l'odro e le attacca con la penna. E faccio un disegnino, questa roba da. E gli dico, cioè, ma è possibile che questi ne capivano sì? Perché prima non ci stava televisione, non ci stava la radio, questi l'unica televisione che tenevano era, capito, era una vedere il cielo, vedevano, dicevano pizza, stasera ci stai, stasera c'è il leone. E poi dopo 2 o 3 mesi ho fatto, ehi, stasera c'è sacci la costellazione dello iatto, dello toro, tutte queste cose qua, no? E vabbè, insomma, sto cazzo di Robert Halliburton qua, si è messo e ha trovato addirittura, sempre in tra sto cazzo di periodo qua, di fine ottobre, inizio novembre, pure le egiziane, sangue di... Visto, stai parlando di 5-6 mila
7.000 anni prima, magno. Poi questi cazzo di egiziani tenevano problemi alla fine di ottobre e all'inizio di novembre. In Persia, che non saccio manco dove è, sarà sicuramente una nazione che vai di Persia, stava un festival di agricoltura e muerte. Pensa tu c'è cazzo di situazione, sia agricoltura e muerte, uno che fa agricoltura poi muore. E canto lo calendario praticamente persiano, antico, il mese di questo festival era novembre, ovviamente, ormai questo qua è normale. Lo consacravano con cioè non lo angelo, lo cristiano, un angelo, capito? Quindi che vengono dal cielo, dall'agricoltura e della morte, praticamente. Va, stava l'angelo della morte e l'angelo dell'agricoltura. Essere un angelo che faceva doppia fatica. In un momento stava con il ruezzolo, in un altro momento si decideva qualche altro. E questo Robert qua ha capito a un certo punto che in Perù invece lo mese corrispondente a novembre, in Perù lo chiamavano lo mese che porta le muerte o lo mese che trasporta le muerte. Pensate un po' che c'è allegria mentre questi popoli, va. Comunque in entrambi i casi sto Ali Burton faccio capire che allo festival zaccava praticamente la sera con Halloween. Capi? Questo Halloween era proprio sacro. Cioè non è che dici, siamo in discoteca, ne vestiamo da Dracula e siamo in disco. No, per questo era proprio sacro, roba che si cagavano in quello quando stava Halloween, capite? E qua stiamo parlando di Perù, non ci stiamo parlando di America, eh. Sempre sto Robert qua, alle Burton, ha capito che sempre da Mero stava un festival che era onorato alla commemorazione delle muerte e che succedeva inizialmente ai primi giorni di novembre. Quindi non c'è questione che sto Ali Burton ha detto è impossibile che qua veramente tutti gli anni succeda la stessa cosa. Pur senza internet, capito? Senza niente email, senza, capito? Insomma, c'è un anno azzeccato a capire che dal periodo del 23 ottobre fino al periodo del 22 novembre, o 22, che cazzo sto dico? Usole, questo io non so niente, però avete affidato il Germano sapeva tutte cose, guagno. Ma ha detto appunto che cercando dal 23 ottobre fino al 22 novembre, l'usole ste passa sopra lo segno di Scorpione. Ma vediamo ci va aiuto con una fotografia. Mettiamo la fotografia dello sole che ste passa innanzi a Scorpione. Scorpione. Scorpione, Scorpione. Allora, dal 23 ottobre fino al 22 novembre, quindi è Scorpione. Quindi di quel periodo si passa innanzi a Scorpione, la costellazione di Scorpione. Qua mi sto in mano un messaggio che mi sto ne dicono che sta in comune, in chat, che sta scrive qualche cosa. Arreda merda di ste sente che io sento buono qua, neglia la muerte di Giuda e di Scorpione. Comunque sto registro, quindi non conta, ci in caso più tardi è capace che si sente buono o meno. Sto registro dal vivo, quindi ognuno lo so. A me pare che si sente buono, poi non lo so. Ho fatto 300.000 prove e pare che funzionava, mannaggia la muerte di Gesù. Abbiamo messo Scorpione, dal 23 ottobre fino al 22 novembre lo sole, lo sangue
ste passa sopra lo segno di Scorpione. E secondo questi popoli qua, questo periodo è stato sempre visto come un periodo di morte. Visto erano proprio, capito? Conoscevano con uno di questi qua, gli era a tenere le mani sempre innanzi alle balle. Ti era a grattare e a perdere le pile, non troppo poco. E in pratica poi, ovviamente, ci vai comunque allo nord, dove facevano un culo con tesi meno 10, meno 20 gradi, ovviamente. Non è che, voglio dire, se la cavavano meglio di quelli che invece se facevano l'agricoltura, capito? Belle, tipo in Perù, che dici che stavano lo sole, si divertevano, non è che stavano sempre in mezzo alla neve. Però che dico, questi qua mettevano in questo periodo lo segno della morte, quindi Scorpione per loro era proprio lo segno della morte. Tra l'altro, qua veramente Germano le sapeva una a chiudere le muerte sue, visto che stai parlando di muerte. Ha detto che lui sapete voi le tarocche, le carte delle tarocche, no? Praticamente Scorpione, lo segno zodiacale di Cid, che face parte della carta che appunto è della morte. E appunto l'immagine che sto in faccia a sta carta proprio è simbolica proprio dello significato che stai proprio al cuore di sta vecchia festival della muerte loro. Quindi insomma quando veniamo un attimo, sacci che stiamo lontani di Halloween, la festa della muerte, quando ci avviciniamo più all'astronomia o l'astronopizzanomia, come cazzo l'hanno chiamata, l'astronopizzanomia, vabbè, come volete voi. E praticamente sto Robert Halliburton, proprio questo, dice, che si fissava con questa cazzo astronomia, questo finiva pure di rascare, vedeva sempre le stelle. Tant'è vero che poi l'hanno chiamato guardastelle. Robert Halliburton guardastelle. Questo non lo so, ma secondo me l'hanno chiamato così, lo pigliavano pure per culo. Allora, questo qua si chiedevano poco di cose, ma ha detto Germano, no? E sicuramente come cazzo è possibile che questi qua facevano la stessa cosa tutti insieme sopra tutto il pianeta? Neanche la muerte loro, la festa della muerte. È ovvio, diceva questo qua, sopra un articolo, che questo festival è stato proprio, capito, sparato in un grandissimo segno che è successo in tutto il mondo, tipo, capito, un fuoco d'artificio che ha stato scritto, capito, scoppiavano, pum 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 pum, ha stato scritto carne a tutte, vedevamo morire tutte stasera, ed era magari lo 31 ottobre. E da pensare sicuramente ha avuto una costellazione in quel periodo, quello tisto a forma di carne per esempio, e qui si sono capito che era la festa della muerte, però come non ci ho trovato che mettono sta festa il nome della muerte, mo ne stai avvicinando. Ha pigliato le calendarie di tutte le vecchie popole, in India, in Egitto, in Perù, in Persia. Che cazzo è la Persia? Non lo so. Comunque in Persia. Entro il mese dello primo di novembre praticamente lo festival entro un nome sua praticamente era collegato con la costellazione delle mo qua veramente non lo so come si dice, ma si dice o Pleiadi o Pleiade. Io scelgo Pleiade perché mi piace di più. E quindi quando vedevano questa cosa delle Pleiade lo chiamavano la festival, o Festival delle Muerte.
come il giorno delle muerte per noi. E quindi sto alle Burton dice pizza, allora da stanco una cosa con questi Pleiadi, catena c'è fa con questa festa delle muerte. Entro lì, calendari della egiziani, ho trovato quasi le stesse cose, perché tra il nome delle Pleiadi, Calebrei e le come cazzo si chiamava, Ator, lo dio della pizza mia, non mi ricordo. C'è cazzo, non posso ricordare tutte le cose che mi ha caricato, cioè, mi ha dato un poco di foglie qua, ma piano piano, ognuno. E qua è roba pesante, solamente che io sono interessato in queste cose misteriose, occulte, capito? Quando era piccino faceva le sedute spiritiche, redulo comune, ci rascava sopra la materasse che mi erano mise in terra. Vabbè, avete capito. E insomma, lo calendario egiziano, il nome di novembre, era attaccato al nome Hathor, capelli ebrei praticamente. Era praticamente lo stesso nome delle Pleiade, era Atoraie. Pleiade, Atoraie, lo mese dell'egiziano novembre, Hathor, quindi parliamo sempre della stessa cosa. È un nome arabo di le Pleiade o Pleiade, era Atauria, che pare una parola in dialetto, Atauria. Ci ti pigliato la Tauria stasera? E si avvicina pure a Toraie degli ebrei e a Ator degli egiziani. Quindi parliamo sempre della stessa cosa. Quindi mo bisogna mettere a un certo punto l'immagine che ne faccio vedere un po' la cosa. C'è bella del merda, eh? Tutto all'oscuro qua. Allora, dove cazzo è qua? Questo qua adesso, vedi? Ah, posso fare qua questo coso? Vediamo se si vede. Vedete qua? Questo coso rosso? Addosso a questo coso rosso qua facciamo una freccia che costa quanto la pizza mia. Ovviamente la pizza mia è proporzionata alle stelle che ha questa fotografia. O alla pizza dello toro, cioè mi piace di più. Quindi quella freccia sta dice da sono le Pleiade e dove sta lo toro, praticamente dello toro, che mo vediamo che cazzo c'entra. Io spero che vi stai cagando lo cazzo perché è l'unico obiettivo che tengo. E mandate tutto quanto a fanculo a Giovanni, che Giovanni vi da capire è una persona che va svegliata, una persona che veggeranno in mezzo alla strada, ma io non ce lo sa che stai veggeranno in mezzo alla strada. E quando c'è chi dice, oh, non la facciamo sta cosa qua, ne divertiamo. Che ne sai, a un certo punto qualche femmina si collega, capito? Se che dice, ah, queste cose sono intellettuali, intelligenti, mi piace, ma posso avere il tuo numero di telefono, capito? E niente, Giovanni non ci capisce queste cose. Che da essere comunque da tampardare, capito? Da insistere. Se no, non ci raschi. Comunque, il legame fra queste cose, fra diverse culture, si diceva, da tutto il mondo, ovviamente facendo tutti quanti questa cazzo di festa, era attaccato pure collegato con la lingua, perché come ho visto prima, Ator, Auturia, Pleiade, tutte queste cose qua, tutte quante si legavano allo Taurus, che ovviamente per noi è della costellazione dello Toro, che lo chiamavano lo Toro celestiale. Che io non lo so qua è, ma voi vedete le immagini, quindi da potete capire. Aspetta che levo la cosa rossa che cazzo forse, no? No, cagalo cazzo un poco. Oh. Ho vedo lo Toro come stai. Stai proprio brutto miso. Stai un poco sconato con la spada così. Vabbè.
ci direte che l'ha fatto. È sicuramente uno che ne capisce, sicuro. Comunque Germano diceva che sta spada scunata è di classica dentro la tradizione dell'astrologia. È proprio la spada scunata che è occupata di sti cazzo di Pleiadi o Pleiadi, va. Quindi a un certo punto sto Burton qua, a un certo punto, scada da tutte queste cose, ha fatto, aspetta, oi, fermate, aspetta. E si è chiesto una cosa, ma naturalmente la domanda nasce spontanea, ha detto sto Burton. Come cazzo vede che tutta sta venerazione per la costellazione in mezzo a noi non ci stai più? Com'è che è sparito sta? No? Nessuno più non se ne fotta niente di sto toro. E allora, ovviamente, questa domanda ha fatto nascere un po' di dubbio riguardo gli ultimi tempi che stai vivo, anche perché questo è il vero motivo per il quale le piccine di mo' Halloween si mettono un vestito di Dracula o di, non lo so, di Freddy Krueger, senza sapere che cazzo stanno e fanno. Vedete, lo vedono farlo, lo fanno per noi. Ah, facciamo paura, dolcetto, scarsetto, pizzetto, culetto, capite? Non sapendo che questa tradizione, praticamente, discende proprio dall'antica festa delle muerte. Loro è di praticamente l'antenade con l'origine di sta cazzo di antenate arrivano alle riti proprio dell'antico Egitto. Cioè roba veramente che devi mettere le mani alle capite. Tu dici venti a discoteca a luna fura, hai visto come un coglione e dici ti ho fatto Halloween ieri sera, facciamone la fotografia, il mannamo, capito tutte queste cose qua, non sapendo che queste cose sono più vecchie dello mondo, un altro poco. E sti riti dell'Egitto che voi sapete tutti quanti, almeno queste cose l'ho detto sempre a scuola, che io non ce le capisco e manco l'ho mai creduto. Che comunque questi pensavano che la morte, la resurrezione dell'anima, della muerte, loro, e la morte della resurrezione, queste cazzo di parole difficili, dell'uomo. Per loro erano la stessa cosa. Moriva l'uomo, risorgeva l'uomo. Morivi tu e risorgevi pure tu, capito? Pensa tu c'è culo. Quando abbiamo fatto qua, vedi? Di quant'ava che sto fazzo un culo? 40 minuti, ancora picchiete. Guarda, di Germano. Quindi, diciamo innanzi questo Ale Burton qua ci ha combinato. Ma non abbiamo allontanato parecchio di Halloween, perché se diciamo sì, Pasca, hai capito? Che è asciutto così, che tutti quanti hanno notato che stava anche una cosa che è successa in tale costellazione che l'ha fatto sentire tutti quanti uniti tra le muerte. Tutte le cose erano da gratte le palle, roba capito, gli atti neri a destra e a sinistra. Tu gli capito, ma che cazzo c'entra con Halloween? Picciano sceglieranno come coglioni e piccema asce capito allo cimitero o il giorno delle muerte e tutte queste cose qua. E morivamo. Ma ancora 15 ore, guagnò, da aspettare. 16 ore forse, diciamo bene. Quindi, sto cazzo di Ale Burton, vediamo che ci è successo. Una volta che ha scoperto, capito, l'universalità di tutte queste cazzo di feste che facevano allo stesso tempo ogni anno da tutte le culture in tal mondo, che erano
non 10 km distante, che non è che dici tu stavi a Roma e dici, beh, cioè vediamo se sto ne fanno in Cina, o se vediamo se sto ne fanno, capito, in America, o se cazzo ne saccio io, in Perù, come abbiamo visto prima, no? Non è che azzeccavi e scivi. Potevi partire pure 2 giorni prima con una nave, ma è capace che arrivavano le pirate, ti tagliavano la capo e te la mettevano in culo. Quindi non è che era così facile, vedevi lo mondo come oggi, che arrivi e c'è uno che ti dice vuole un caffè signore, tutte queste cose qua, va. E chiuso in l'aereo. Non una volta, pure un paro di volte è chiuso sopra l'aereo. Saccio come funziona, ma. Femmine, capito, cose. Vabbè, senza distogliere da tutto sta ragione qua. Quindi sto Ale Burton qua, è stato domandato alla fine quale può essere la vera causa di questo fenomeno. Che si è reso conto nessuno delle scuole o degli scienziati dell'epoca, e pure oggi bisogna dire, se l'ha mai chiesto. Cioè, per cui è normale. Ah sì, festa delle muerte qua, e questa è la festa delle muerte pure qua. E questa è la festa delle muerte pure là. E questa è la festa delle muerte pure là. Non ci sono problemi. Tutti morono, sta la festa delle muerte. Quindi Stolly Burton si è chiesto perché cazzo questi non ci sono mai chiesto la stessa cosa che mi sto chiedendo io. Stolly Burton, vogliate, mettiamo la foto di Ali Burton perché capite? Te ne faccia veramente curiosa sto cristiano. Andiamo a vedere in faccia quando parliamo di Dio. In faccia da a vedere. Quindi, logicamente, Ida ha detto era sicuramente basata riguardo qualche cosa visibile in aria, come ho detto prima, della costellazione, eccetera, eccetera. No? E poi c'è la storia del Toro, Pleiade, tutte queste cose attaccate con tutte le Cristo di costellazioni di nome uguale in Egitto, in Arabia, gli ebrei e tutte queste cose qua. Tutte quante dicevano quasi la stessa parola, no? E mo eravamo proprio alla base di tutto quanto. Praticamente in la costellazione sopra la spada di Lutoro stanno queste cazzo di Pleiade. Questa prima cioè proprio apparizione delle Pleiadi come cazzo si dice, arriva proprio dopo lo sole, dopo che stesse la luna praticamente, quando è stata la notte, li vediamo proprio da metà alla fine di ottobre. Sempre qui lo periodo ognuno, sempre qui. Alla fine di ottobre, il 31 ottobre è Halloween, no? A questo punto, che è successo? Sto Al Burton ha capito che quando i vecchi popoli, queste cazzo che stavano prima, che erano fissati con queste cazzo di stelle, vedevano le Pleiade, sapevano che era ottobre, quel periodo da, perché loro lo sapevano. Quindi bastava, non c'è che c'erano girando con l'iPhone o c'erano girando con l'orologio, capito? Quindi basta che guardavano tali stelle e dicevano pizza, crai chiove, o dicevano pizza a novembre, chiede. Ma che cazzo ne saccio io, capito? Questi la sapevano, la sapevano proprio longa. Longa e tosta, come la tengo io. Però stava qualche cosa di più perché vedevano lo leone, dicevano pizza, stava ancora a settembre, non ci passa più, vedevano lo scorpione, tutte queste cose qua, sapevano tutte cose, però per quanto riguarda queste cazzo di Pleiadi, stava alcuna cosa di più, stava anche una cosa di più che faceva sicuramente qualche cosa di più riguardo, che poi le faceva cadere proprio a fine ottobre, a inizio novembre. E c'è cos'era sta cosa di più?
In altre parole, come dicono le persone intelligenti, quando stava fine ottobre, inizio novembre, le Pleiadi li vidi solitamente a sud quando facevo a mezzanotte. Ecco perché stava una storia di Halloween, me l'ho detto, lo sapete, ce me l'ha detto il germano, che dice che a mezzanotte tu ti metti a camminare al contrario e ti vesti con le vestiti alla smerza. Dice che a mezzanotte vedi passare una strega innanzi alla luna. Tu dici, ah, tu credi a queste cose? Voi l'avete mai provato? Allora facito lo stanno. Il 31 ottobre a mezzanotte mettete i vestiti alla smerza, camminate al contrario e vedete in faccia la luna. E ce lo facete a mezzanotte e dici che vedete una strega. Se non lo facete non ce lo vedete, quindi è nulla che vi mettete a ridere mo'. Specialmente, mi raccomando, facete un video quando lo facete, che me lo voglio vedere poi. Quindi, ste cazzo del Pleiadi qua, ci sta diceva, cu capite sta posizione che fanno queste cose, queste Pleiadi a mezzanotte, facilmente potete dire voi stessi, verso il sud, non so come cazzo si fa, ma penso ci tenete una bussola, no? La tenete una bussola, pigliate una bussola, 12 sud, già da sud, a mezzanotte, questo periodo dell'anno, e vedete le Pleiadi proprio a sud, o le Pleiadi, la che dici sempre, o Pleiadi o Pleiadi, non mi cagate lo cazzo. E niente, questa è la storia. No, vabbè, c'è un'ezza. Allora, Germano mi ha detto, ma che cazzo, io ci ho detto a Germano, sì Germano, hai capito tutte queste storie, tu sei un bravo agnone, da morire perché sei parecchio pure vecchio, capito? Pure, ti vieni a trovare la festa della morte, non ti preoccupare. Ma tutta questa storia delle Pleiade, le egiziane, gli ebrei, tutte queste cose qua, che cazzo c'entra con Halloween o lo giorno della morte? Ehi, da dito, guarda, è una cosa veramente notevole. E raga, sto cazzo di Halliburton qua ha avuto notizie delle messicane, delle egiziane e delle ebrei che lo associavano sto fatto lo stesso tempo in tall'anno, sempre ste cazzo di inizio novembre e fine ottobre, no? Eppure in Grecia. Tutte queste cazzo di popolazioni tenevano tutte delle strane superstizioni. No, come noi ne grattavamo le palle e le pile delle palle quando vedevamo lo iatto nero, capito? La macchina delle pompe funebre, capito? Di Giovanni Mazza. Pure questi qua, ogni popolazione teneva tutte queste superstizioni strane. Per esempio, le isole pacifiche, pure le azteche, da quelli, pure gli egiziani, tenevano tutte queste cazzo di superstizioni che succedevano proprio a mezzanotte quando vedevano queste pleiade. Come si poteva spiegare sta cosa? Non ci gli chiesto a Germano. E mi ha detto, beh, voi lo sapete che la Bibbia, no? La storia di Noè, per esempio. Dappertutto si sa che sto cazzo di Noè pigliava l'arca di Noè e faceva sti casini qua che se ne scappava, tutto, stava tutto un casino, che ste morevano tutte cose, capito? E si era portato tutto l'animale, le querce, le cavadde, sopra sta cazzo di arca di Noè e se ne era scappato. In tutte le culture c'è sto menchia di Noè che faceva sto bordello ogni volta da organizzare cose, chianate, tu quante iardini siete voi? Quattro, una, mettete un viado, un chiana, diciamo.
Cazzo non è, magno. Fuori da capo. Ed ho pensato, ma e sto cazzo di Noè qua c'entra anche una cosa con la traduzione delle Pleiade, tutte queste cose della festa delle muerte, perché ovviamente Noè si stesceva con l'arca, capito? Con tutti questi animali, con salvava tutti gli animali. Ovviamente era stato un motivo, vuol dire che tutti questi morivano uno re dall'altro. Allora ha detto, chianate qua che ne siamo, vi salvo io. Se no qua facciamo tutte quante una fine di merda. E gli ho detto, Germania gliene pure ragione forse. E Germano ha fatto, certo che tengo ragione, con chi mi ha detto pure. E gli ho detto, le muerte due, Germano. E gli ho detto, sì, c'è la risposta, me l'ha dato un astronomo che si chiamava Stansburri. E questo sì che è un nome. Strasburri? Lorezzano Reis, questo astronomo. Si chiamava Strasburri Agar. Entro il 1931 addirittura. Questo si sburrava entro il 1931. Vabbè, comunque. In un articolo su Strasburri. Strasburri non ci Strasburri. Vabbè, da un articolo sopra un giornale che riguardava l'astronomia praticamente ha praticamente discusso la tradizione di quello che stava prima di lo Messico colombiano, insomma, va. Io non so che significa, ma sono sicuro che voi lo sapete che significa lo Messico prima dello Messico pre-colombiano, no? E questo qua scrisse così, questi sono sempre appunti di Germano, quindi non mi rompete le coglioni. Tu Strasburg disse, prima dell'arrivo delle prime spagnole, quindi insomma, no? Ispanici in Messico, tipo 400 anni fa, e forse pure prima di 400 anni fa, le messicane hanno chiamato, hanno fatto racconti, dicevano sempre, di certe stelle chiamate, mo qua si ride, the Zontemok, the Zontemok, qua ci volete scrivo come sta scritto, the Zontemok. Io le chiamo Zumpa queste stelle si chiamano Zumpa però i messicani all'epoca le chiamavano Zontemok, che significa praticamente le capite che cadono. Ed essere qualcuno che teneva un mulone in capo. Che cadevano sti capite dal paradiso sopra la terra con lo dio delle muerte, con lo signore delle muerte praticamente. Ma quindi quando questi primi ispanici qua facevano 400 anni fa in tal Messico pre-colombiano, come ho detto prima, voi sapete che cazzo significa pre-colombiano? Già stava la cocaina. Vabbè, sicuramente stava la cocaina, porca puttana, la Colombia. Comunque, non è che è cresciuto in Colombia, però tutti sti, capito, queste cose alla televisione, si sa che la cocaina viene sempre dalla Colombia, no? Vabbè, comunque, dissero che appunto stavano sti vecchi messicani che raccontavano sempre di sti stelle che si chiamavano Tetzontenmok, Tetzontenmok, che significava capite che cadono, che cadevano del paradiso sopra la terra, con lo signore delle muerte. Queste erano le storie che raccontavano sti messicani. E sti capite che cadevano erano proprio, capite, facevano delle feste allo Quecciolli Festival, Quecciolli, c'è Quecciolli, Quecciolli si chiamava, Festival. Che, secondo voi, quando cazzo lo facevano sto festival? Alla fine di ottobre, ma vidano poco, mannaggia grip. Sto festival, dice sempre ste sburri, sta sburri agar, sta sburri,
Quindi sto festival, diceva Strasburri, e la caduta delle stelle era associato con la fine del mondo. Quindi, proprio, capito? Le stelle finiscono il mondo. E qua ci pensate, si collega pure lo fatto delle egiziane. Sciateredo con la puntata che sentite che cazzo ho detto prima, perché ci leggevano poco d'appunti qua. Te germano sempre. Carne, germano, tanta qui non è in internet. Quindi continuo su Strasburri, Agar, certe stelle chiamate appunto zonte mocche, te zonte mocche, come ho detto prima. Ieri uno che leggeva sempre sto libro, scusa, sto, come cazzo si chiama, sto giornale di astronomia. Ovviamente già capivi di che cosa stai parlando, sto cristiano, sto Strasburgo. Quando si parla di stelle che cadono, che c'entra con la fine del mondo, non possono essere altro che praticamente i comete che arrivano sopra la Terra, o l'asteroide, tutte queste cose qua, roba che ci viene una cometa, magno. Qua dici sempre la stella cometa, Babbo Natale, è nato Gesù e tutte queste cose, ma ci arriva sopra la Terra una stella cometa, ne apre lo culo a patana. Cioè, potremmo, mi sono fatto un culo come proprio l'essere umano proprio, è nasciuto proprio a fare un culo per sempre. Basta solamente una cometa, non è che dici sì, ma faccio un buco in terra e ne salviamo. No, qua succede l'Uruguay. La cometa sopra la terra, altro che l'atmosfera, capito? Tutte queste cose. Pizza una volta gli ho visto una cometa, magno. Fuori di capo. Stai cagata. E teneva la finestra aperta nel suo bagno, no? Era notte. È arrivata una cometa, non c'era essa una cometa, comunque era uno stuezzo di cometa, non lo so. E si è visto che, poi me l'ha spiegato il germano, che c'è l'atmosfera, capito? Che ne protegge delle cose sopra la terra. E sta cazzo di cometa ha scoppiato, ha fatto tipo le fuochi d'artificio, però come una sgommata di una cagata, sopra lo cielo, capito? Mentre stelle. Solamente che invece del marrone era proprio bianca. Una sgommata proprio ha fatto. Ha fatto pizza pure, un asciutto buono oggi. Ma qua ci trovava una cometa di quelle gruesse. Lo culo, cioè faccio un buco in faccia alla terra, magno. Manco un chiodo da 10. Vabbè, comunque. Entro il 1908 è successo proprio, indovinate quando, in questo periodo, l'evento di Tunguska. Tunguska. Tunguska io no. E tu? Tunguska io no. Voi sì? Tunguska io no. Tunguska. Che è successo nel 1908 a Tunguska. Che avete un posto sicuramente, informatevi, vedete voi dove cazzo è. E tu sta, come è che sta sburri? Fuori da capo sto nome, mi faccio morire. Che è successo appunto che hanno sto pezzo di cometa un po' più grosso di quello che ho visto io con queste cagate. È arrivato a Tunguska e ci ha fatto un bello danno di quelli potenti proprio. E sto Strasburgo ne sa parecchio di queste cose. E scrive, insomma, sopra sto cazzo di giornale. Lo signore delle muerte ha governato la festa delle muerte prima di un festival di quaccioli. Come cazzo ballano i messicani, mannaggia Cristo. Durante sti cazzo di spiriti delle muerte dovrebbero tornare sopra la terra venendo dalla terra dall'anime in tallo cielo. Quindi io non gli ho capito niente. Allora, sto Strasburgo come cazzo scrive, non lo so. Comunque, ha scritto che poi può essere pure che Germano un poco si è tagliato quando ha mandato questo appunto. Comunque, dice lui, signore delle muerte, ha governato la festa delle muerte
prima, che precede praticamente lo festival di Quecciolli, come ho sentito prima, nel quale gli spiriti delle muerte dovrebbero essere tornati sopra la terra dal mondo delle anime nel cielo, praticamente. Quindi tutto questo faccio pensare che questi spiriti delle muerte era appunto come una cometa che poi ti immaginava di tutto Germano che la cometa non è che è solamente la stella cometa come vede sopra allo presepio, no? Che c'è la stella cometa con la striscia, con la coda, con la striscia della cagata praticamente. In realtà la striscia della cagata è tutto un sacco di roba che si mette attorno alla cometa, tipo a raffica arriva, quindi dici questa cometa arriva sopra la terra, non è che dici ne arriva solamente una, arriva una scarica, capito? A secchio proprio. Roba che veramente non sai manco dove cazzo da c'è mettere. Per andarci veramente sopra la luna ci deve buone. Quindi questa è tutta la cosa della cometa, non è che è solamente uno stuezzo di pietra che arriva a dito germano. Comunque, tu Strasburgo continua e dici, se tu pigli un libro do Mexican Vaticanus 3773, che sarebbe tipo, sai, quelle cazzo di Bibbie, libri grossi che stanno dentro il Vaticano? Pure in Messico c'è un libro che si chiama Mexican Vaticanus 3773, addirittura questo numero, sicuro. Tu vai a pagina 8 di un libro qua, trae pure sti. Ah, che mo che sto penso, sti capidi che cadono, alla fine, le stelle velanti, no? Le stelle velanti che si menano a Natale, pure queste cose c'entrano allora. Questo non c'è che un mannaggia, hermano. Che mi interessa sapere questa cosa, perché le stelle velanti, gli dico, ma perché le chiamano stelle velanti, stelle velanti, stelle velanti? Qua in Messico le chiamavano le capide cadenti, ma più o meno secondo me sempre da stanno. Se stelle volanti, capite cadenti, capite sempre da stanno. Comunque sono disegnati sti cazzo di capite cadenti che stanno e cadono dello cielo sopra la terra accompagnate da altre stelle. Come te dicevo io prima, praticamente, quando arriva una stella cometa, so cazzo tua, non è che arriva solamente, arrivano un gruppo, secchiere, ti mandano a fanculo veramente per tutto il resto della vita tua. E insomma, se non anzi, la maggior parte di quelli che leggevano queste notizie, quando era sto Strasburgo, quanto, 1908, che cazzo mi detto prima, voi lo sapete meglio di me, hanno chiamato appunto le cristiane e hanno detto sicuramente questo riferisce alla doccia di meteore, la chiamavano loro. Come ti dicevo prima, questo cazzo di meteore, no? Come cazzo si chiama? La cometa, eccetera, eccetera. Quindi lo signore delle muerte, accompagnato da stelle, cagato sopra la terra, ed è veramente una versione, diciamo, simbolica di un carrumolo di meteori che ne arrivano praticamente una cometa sopra la Terra. Quindi qua, come a capire, si tratta della festa delle muerte, perché ci arriva questa cosa sopra la Terra, lo sappiamo che l'unica cosa che rimane può essere solamente fanculosse nostre. Se ci dice cosa rimane solamente Pascale, dice per forza, ci fosse pure una meteora me la suga, voglio dire. No, in realtà, mi ha detto Germano, l'unica cosa che forse può rimanere sono le piramidi egiziane, ma questo sarebbe un'altra cosa per un'altra puntata, diciamo che cavolo cazzo, ma cioè non andiamo un discorso all'altro. Ma rimane sopra queste cazzo delle muerte, della festa delle muerte e di Halloween e tutte queste storie. Quindi, mo capite che c'è di sto periodo viene associato appunto
almeno viene associato con un sacco di roba che riguarda cristiani che morono. Ed era sicuramente un cazzo di carrumolo di cometa accompagnata da tante meteore che arrivano sopra la Terra. Fino a qua gli ho arrivato pure io. Mo' gli ho dato un attimo un'occhiata. Quando abbiamo fatto un'ora e 8 minuti. Dice, ah, stai ancora la faccia di cazzo di Ale Burton, dai. Mettiamo un'altra cosa, ci saccio. C'è ma a mettere. Ah, questa. Così tu puoi fare un'idea, va. Questa sarebbe. Vedete un poco, vedi? Questa sarebbe una cosa tipo del genere che ci si sente. Dice, la stessa cometa è così simpatica qua e vedi qua, ti fanno lo culo a muto queste cose. Arriva sopra la terra e dici, oi, ste chiove di merda. Oltre che dici, la stella cometa è nato il bambino Gesù e noi stiamo facendo un culo. Quindi, mo che tenete pure l'immagine, vi rendete ancora meglio conto di che cosa si tratta sta storia. Quindi Germano ha detto, ehi, rendete conto che ti fa capire ai cristiani che alle meteore, tutte queste, come stai vedendo tutta questa immagine qua, tutto questo carrumolo di meteore qua, non è praticamente altro che una cometa che si è fatto a 1000 pezzi. Quindi una cometa che si è fatta a 1000 pezzi poi diventa quella cosa, capite? Da. E sto sta sburri facci capire che sto Vaticanus qua, sto libro messicano Vaticanus, stava prima che arrivavano queste cazzo di spagnoli 500 anni fa in Messico, capite? Stava già prima. Questo vuol dire che questi già sapevano di questa storia. Era già successo una cosa. Infatti, alla fine, tu sta sburri ha scritto questo articolo finale che secondo Germano io comunque gli ho cercato di leggere lo stesso. Ha scritto sta sburri. Dopo questi fatti, che ormai abbiamo ragionato tutte quante, mi sembra ovvio a me. Mi sembra certo, mi sembra ovvio che lo Tzontamok erano appunto meteore di novembre, che arrivarono a novembre. E le capite, come ho già detto prima, che già l'ho capito, ma a me già me l'ha spiegato il Germano, quindi voi non sapete un cazzo, giusto dico mo. E le capite cadenti si riferivano ovviamente alla coda, alla sgommata che lasciano le meteore. Quindi le messicane comunque, scriveva sta sburra. Non ci resisto veramente. Sta sburra ha scritto pure, ma le messicane pare che avevano, capito, differenti significati fra una meteora e l'altra. Dice, una la chiamavano l'aquila, che praticamente viene dalla costellazione di Toro, o Taurus, come si chiamava. E si riferisce alle meteore di Toro, o Taurid, non lo so, per noi secondo me in italiano si dice la costellazione di Toro. Quindi la fine del mondo deve essere sicuramente associata con la memoria di una delle più grandi scaricatone di meteore che è avvenuto durante novembre, quando tutte le stelle parevano che cadevano da sopra lo cielo. Quindi questo praticamente sta dice, quindi che ha detto, le messicane dicevano qua a novembre la costellazione di Toro
sullo toro, n'ha cagato in faccia uno scaricatone di meteore. O meteoriti, non lo so come si dice, comunque meteore, no? Come lo canale sopra, come lo coso sopra la televisione, le meteore. Quindi a questo punto ho detto, Germano, hai capito, ma a questo punto tu mi stai dici che Halloween, la festa delle muerti, c'entra ancora questa storia delle meteore? A me vengono tutte domande più, capito? Che assurdo, dice allora sti meteori che stanno allo presepio, la stella cometa, tutte queste cose, è capace che si trovano pure un collegamento con tutte queste storie che succedevano prima? E già me ne ha fatto sì, di pizza, sì, Pascal, non hai capito un cazzo allora. E te la pizza, compare, e tu parli sempre tutto complicato, mi dai foglie contro foglie. E te così è. Però non ci ti posso spiegare una cosa, da sente, cioè Germano, onestamente, io dovete un promotore dello podcast, perché Germano si caga lo cazzo che da dici le cose in 5 minuti, io devo mettere, si mette una bottiglia di 18-20 e ti da contare tutte le cose, fatto dopo strafatto, eccetera, eccetera, capito? Comunque, mi ho fatto più di un'ora, penso che a questo punto non posso pure fare un applauso. Visto che non trovamo e capite che sono collegato ad arte, facciamo una pausa piccola e vi faccio sentire la famosa versione di Evviva la Croce. Così, capito? Io mi bevo un altro paio di sorsi di birra e voi sentite una bella puttanata. C'è una piccola pausa di quindi veramente a proposito di Cristo, e a proposito delle muerti, e a proposito della croce. E quindi, va, bentornati, ogni... E dicevamo prima che me la fanno parlare di birra perché a tennis, cioè, tennis, la tennis, ci veniva veramente uno scaricatone di tennis dal cielo, era sta meglio delle commedie, voglio dire. Un attimo questo sottofondo qua, poi lo sto tutto perché dopo un poco mi caga pure un poco lo cazzo, quindi dico, sempre sta musica, rete per rete, la giamare. Tra l'altro sta ancora chiuso questo cazzo di locale, uno cazzo non apre a rete. E Giovanni ancora, dove cazzo stai? Non lo so. Da sapere che Giovanni è una persona particolare. È una persona che uno che fa la spesa, capito?
non si rende conto di quelli che le passano dinanzi. Si face passare, si face trattare come uno scemo, capito? Si face pure finta che face lo gentile, ma quello non ci se ne rende conto. E dai, che dice sempre, ma io stavo qua perché no, giù sei un coglione. Sta che 97 anni qua, te la metti in culo, ti chiama pure sopra. E tu manco te ne accorgi, capito? Dai, dallo pane. I soldi e poi la cassa di gente, sta vecchia qua, ha detto che poi ti paglia domani. E gli si fuori e ti fottuto lo pane praticamente, ma e la vecchia si l'ha pigliato un culo. Comunque, tornando a quello che sto dicendo prima, sta pioggia praticamente di comete era legata a stu stato di stato di muerte e in qualche modo era collegato appunto con questa costellone Ludoro che sopra la spada in direzione della spada sconata di Ludoro, come ho visto prima, proveniva proprio dalla spada che erano appunto le Pleiadi o le Pleiadi. Abbiamo saputo che questo Burton qua ha fatto un sacco di studi e contro il 1900 non so quando prima stava sto Strasbourg, uno dei nomi più belli della storia della vita. Strasbourg a Gar, con il cognome finisce con lo punto interrogativo. Questo figlio la carta d'identità di sto cristiano sta scritto Strasbourg a Gar, punto interrogativo. Comunque ci siamo innanzi. Germano mi ha detto ci pigliamo de faccia proprio lo valore ovvio di queste tradizioni. Ci capì che appunto su Quecciolli Festival in Messico praticamente mantiene la memoria di una distruzione totale che intra l'antenata, capito, di prima della o meteoriti o di cometa, insomma, ho capito com'è, no? E lasciano perdere un poco le messicane. Ha detto Germano, ma la diciamo come si fa a collegare l'odre, cazzo di culture che vede che stanno dietro, che abbiamo parlato prima di egiziane, abbiamo parlato di odre, dico, mica solamente le messicane, a quanto tutto lo mondo stava a sto problema. Allora, l'astronomi onesti, quelli che si occupano di, come per esempio che leva la musica, c'è cagato lo cazzo. L'astronomi o l'astrologi, non mi ricordo, comunque l'astronomi praticamente ha detto, riconoscono sta pioggia di meteori, di meteoriti praticamente, che passa sopra la Terra appena praticamente ogni anno passa attorno allo Sole in un certo periodo. Che voi già potete immaginare c'è periodo vede che sti cazzo di meteore arrivano a chioggia sopra la Terra. E sti meteori, come ho detto prima, che sono appunto la rimanenza di comete, la stella cometa della Capocchia, che hanno girato uno stato in orbita in mezzo al sistema solare nostro. Sì, perché mi ha spiegato il Germano che noi stiamo in mezzo al sistema solare. Cioè lo sole sta in mezzo, al centro, e noi giriamo come tanta coglione. Noi, Marte, la Luna e tutte le sante. Moete, tutte le sante, lo primo novembre. O lo secondo novembre, non lo so, non ci vuole tante ammesse. Quindi sta cazzo di
di chioggia di meteore sono messo a orbitare attorno al sistema solare, mezzo, capito? Sono messo mezzo a noi. Ho detto, facciamolo insieme. Sono inserito praticamente, va. A un certo punto, c'è sta 50 cazzo di mila anni fa, hanno creato praticamente un altro giro in mezzo all'orbita nostra. Che, come diceva prima, noi giriamo come tanta cucchione e sono messo pure questi qua come tante altre cucchionazze meteore a girare a conto loro. E questa è una fotografia che io mi hanno fatto vedere il Germano, ho detto questa è la fotografia che faccio capire a tutti che cazzo era. Dio. La vedete? Qua non ci vuole però lo coso, dove stai qua? C'è colore, piace russo? Mi piace russo. Diciamo russo, russo. Allora, questo qua, come faccio quello russo qua, è dello sole, no? Sti coglioni qua siamo noi, questa è la terra qua. Quindi tutto sto giro di pizza qua, sto giro di merda qua che sto facendo, è lo giro che faccio la terra. Sto altro invece giro, lo facciamo un altro colore, facciamo celeste, va. Celeste, sta a posto. Sto giro qua, frase è S dello sistema solare nostro, questo lo sole, questo al centro, avete visto, no? Sotto giro qua che sto facendo celeste. E dello giro che facevano sti cazzo di meteore, che erano la rimanenza di stelle comete. Cioè, uno si domanda, cioè che domandata Germano, hai capito, noi stai girando, loro stanno e girano. No, ste pericolo che ne scontriamo, che faccio pure prima. E gli ha detto sì, e mi ha disegnato sta cosa, che ora la faccio in verde. E ha disegnato questo. Fatto così qua così, e qua così. Così, e poi faccio lo spacco mezzo la capocchia. No, vabbè, non ce l'ha fatto, questa l'ha fatto io, non ce l'ha fatto Germano. E ora è successo, quando cazzo è che ne incontrava? Perché quando noi stiamo qua, ma lo facciamo facciamo giallo, per esempio. In questo punto qua, giallo, e in questo altro punto qua, praticamente. C'è lo pericolo che questi meteori si incontrano con la Terra, perché la Terra si gira in tale maniera e questi meteori girano a cazzi loro, così. Quindi solamente in questi punti c'è lo pericolo che ne incontriamo. Da caso, c'è periodo di qua, quando la Terra si trova qua è dello 1 novembre, quando la Terra si trova qua è dello 20 giugno. Quindi ogni cazzo di anno noi ne troviamo, conteniamo questo pericolo. Quindi noi staremo vestiti da quella che abbiamo assieme. E dice, siamo alla discoteca, dai, divertiamo, zompiamo, perdiamo sangue di mezzo di niente. E poi magari rascamo e c'è sta guarda vestita di vampira che tiene lo piccione rasato a zero. E intanto basta una cometa e ne faccia fanculo per il resto della vita nostra praticamente. Ovviamente gli dico pizza, Germano, ma c'è se paccio? Qua non mi preoccupava praticamente ogni anno allora la festa delle muerte. E ho detto sì, ma non ti preoccupare. Non è che dici che qua ogni anno arriva sta cosa, eh? Cioè può capitare ogni 20 anni, ogni 100 anni, può capitare ogni 200 anni, ogni 1000 anni. Non c'è una cosa, ti sangue, ogni 1000 anni. Sì, ne ha detto Germano, allora non hai capito niente. Qua si parla di 20, 30, 40 mila anni che sta cosa a mano, capito? Diminuiscono le meteore, non è che prima era proprio a carrumolo. Per cui è rimasto poi la tradizione, poi vedi. Come ve lascio sto disegno di pizza, intanto siamo nazi. Così tenete almeno un'immagine che potete vedere. Quindi, sti meteore qua, che sono la rimanenza delle comete, che fanno l'orbita attorno al sistema solare, mo capite cose.
Quando la Terra passa innanzi a questi due punti, che è il 1 novembre e il 20 giugno, c'è praticamente questo rischio qua, che navigiamo direttamente, mocca in culo e dove è possibile, tra le orecchie e tra le nasche. L'unica cosa che c'è, che poi si collega tutto, Germano, tu sei veramente un figlio di puttana. Praticamente, non lo so se la potete vedere dall'immagine, l'unica cosa che si può mettere innanzi alle palle è di Giove, che è di una sorta di pianeta, ma ha detto Germano, che ci vede Giove veramente, dice, sangue di giù, lui muerto del pianeta, cioè veramente grueso. No? Quindi la maggior parte delle volte c'è Giove che si mette innanzi alle coglione fra la Terra e sti comete. Quindi questi comete arrivano in faccia a Giove. E Giove come ci stai facile da scudo praticamente, no? Io si mette innanzi e a noi non ci arriva niente perché stava a Giove. E ci pensate, ha detto Germano, dalle vecchie tradizioni Giove era come una specie di dio, o di una cosa, capito, un dio protettore, una cosa molto, capito, visto come una specie di salvatore, o come una specie di cosa veramente spirituale, sacra, tutti quanti dicevano, ah, per Giove, Giove è Dio, tutte queste cose qua. Poi perché in tale vecchie tradizioni sapevano che a Giove ne salvava lo culo, fuori da capo. Comunque, per esempio, ha detto Germano, la famosa cometa Halley, che non sa un cazzo perché è famosa, però secondo Ida è famosa, non lo so, si scrive Halley. La cometa Halley praticamente ha cappato che è stata fermata di sto cazzo di Giove. E quindi noi non l'abbiamo scafurchiata grazie a sto cazzo di Giove. Abbiamo capito questa situazione, insomma. Quindi stanno due cristi di orbite, una noi che giriamo come tanto rincoglionite attorno allo Sole, e queste rimanenze di cometa che girano per altre cazzo loro, ma che attrasano comunque dall'orbita nostra e ne possono a un certo punto fa veramente chiangere in cinese. Capo come cazzo si chiange in cinese, non lo so. E a questo punto, arrivato al punto della puntata, noi diciamo tutti quanti che Giovanni è un cucchione. Giovanni è un cucchione. Giovanni è un cucchione, Giovanni è un stracucchione. Siamo nazi. Germano poi ha detto che sti orbite di ste minchia di rimanenze di cometa praticamente creano una specie di punto di vista. Che qua arriva la parte ancora più assurda. Questo punto di vista è praticamente proprio lo punto che corrisponde a quel momento dell'anno con la spada scunata dello toro. Che significa? Che questi poveri cristiani che stanno sulla terra, quando l'orbita lo primo di novembre capitava in croce con quella dell'orbita delle meteore, arrivava proprio come punto di vista della spada dello toro. Quindi questi si pensavano che erano sti pleiadi o pleiadis o pleiadi, come cazzo si dice, che si scaricavano sti minchia di comete sopra la terra. Poi dicevano colpa dello toro e delle muerte sue. A idole pleiade che scorreggiano tutti queste cazzo di meteore sopra la terra. Quindi per quello le Pleiadi o lo Toro e tutte queste cose collegate erano conseguentemente collegate con questo significato del Signore della Morte, come ho detto prima. Quando ha detto questa cosa Germano, pizza ogni ma che dovuto fare minimo
Non parlo di bicchiere di 18-20, più non parlo di cannoni, e ancora non ci mi era ripigliato. E Germano ci diceva svegliati, svegliati, senti che ti dice ancora altre cose. Cioè, Germano non si ferma mai, sempre pieno di ste fatte, le muerte sue. Intanto, visto che stai chiudimo, perché mi alla fine, metteva comunque l'indirizzo che mi hanno detto. A dove stai? Sempre l'indirizzo per mannà. C'è stai qualcuno che magari si intende di queste cose. E mo che abbiamo chiustato l'audio, qua che si sente buono, meglio. Potremmo fare pure l'intervista. Stai magari in uno che ne parla di queste cose, capito? Che magari potremmo allargare il discorso. E ne vi trovate o sopra Facebookine o ne mandate un'email dove stai in faccia il video. Mo. Quindi alla fine tutto questo collegamento con sta pizza di spada sconata del toro era che accappavano queste meteore che meteore che sono rimanenze di una cometa, una parte di comete gigantesche che hanno passato in passato, tipo 50.000 anni prima praticamente. E si è spaccato tutte cose, non si è fatto queste rimanenze di comete, non è rimasto a girare mezzo lo sistema solare nostro, porca di quella troia puttana, zoccola. E quindi a questo punto dell'anno, 31 ottobre, primo di novembre, a direzione di Lutoro, la costellazione di Lutoro, sopra la spada scunata, proprio in quella direzione arriva l'orbita di ste cazzo di comete. E ovviamente non è che dura 5 minuti, è come un bombardamento di minimo 2-3 giorni. Guarda caso le feste sono lo 31, l'1 e l'2 novembre. Io qua veramente la capo per Dio. La capo per Dio. Quindi, detto questo, hai detto a Germano, Germano, io non tengo più niente da dire. Ma me lo posso c'è a casa? No, ha detto. Ha detto, usate cosa pensano mo gli astronomi di questi meteori della costellazione del Toro? Usè? E gli ho detto, no Germano, dimmi, ed è possibile che queste rimanenze erano proprio responsabile per qualche cosa ancora di più grosso che ancora successo? E gli ho detto, per la madonna, Germano, che cazzo potrà potuto succedere, porca puttana? Che cazzo poteva succedere? Chiudi tutto questo bordello che mi stai dicendo. E io continuavo, è possibile che hanno fatto del genere, che ha potuto distruggere un sacco di cristiane, uccidere tutte quante, che non è rimasto solamente due sopra la terra, Adamo ed Eva, che ho detto io. E ho detto, non lo so Germano, non lo so, io continuavo, è possibile che ci è rimasta la memoria di questo evento, capito? In tutti questi festival, in tutto il mondo, che fanno commemorazione delle muerte. È concepibile questa tradizione che ancora vive oggi come Halloween? E io ho detto, è capace che è possibile, compa, perché ci pensi un attimo. Tutti morono, hanno muerto tutti quanti, quindi quelli che hanno già muerto sono come le cadute in guerra, capito? Solamente che le cadute, veda, sta la banna, casona, vedi la lista delle cadute in guerra e poi te ne vai a casa. Non è che dici che i cristiani si vestono di cadute in guerra e cercano a lasciare la festa, poi che dico. Fanno la commemorazione in maniera molto diversa. Invece in questo caso si commemora un milione, certo fa milione, miliardi, ma migliaia di cristiani che hanno muerto senza che non sapevano niente, bombardate di queste meteore praticamente. E allora per commemorare questi cristiani, tutte queste persone che hanno muerto così in tutto il mondo, tutta una volta, in 2 o 3 giorni, e allora si fa questa festa
per commemorare a sta maniera un poco strana, perché comunque devi essere un poco, capito, scheletri, cose, vampiri. Questa deve essere qualche cosa che è nato poi in dall'anno dopo. Però si fa ancora quella festa in quella maniera. E ci piace a noi, per esempio, che facciamo il giorno delle muerte allo, allo cimitero, per esempio, no? O tutti le santi, perché tutti le santi? Che mi ha detto Germano, perché lo chiamano tutti le santi? Perché in Vaticanus messicano praticamente dicevano che tutte le stelle erano come le sante della morte che scendevano sopra la terra. E quindi ovviamente tutte le sante, non solamente San Pancrazio e Sant'Antonio e Santo Gennaro, tutte le sante, perché come ho visto la foto di prima, c'è proprio una doccia di sarde di sti meteore che arrivavano sopra la terra, quindi tutte le santi. Il giorno della morte facciamo lo cimitero per commemorare appunto tutti quelli che hanno muerto per questa cazzo di situazione che era successo non 20 anni fa, non 50 anni fa, ma 400, 500, 1000, 2000, 4000 eccetera eccetera. A questo punto dico colleghi con il fatto della festa celtica che facevano, che si vestivano tutti strani. Vi faccio vedere a rete una foto di questi qua. Che poi sono quelli che quando sono giù in America hanno portato questa tradizione pure in America, capito? Che si vestono tutti così strani e poi dannato lo fatto che si vestono tutti, capito, tipo horror, con le tinte di Dracula e tutte queste cose qua. Non hanno portato queste cazzo di irlandesi in America quando sono trasferito da, quando hanno fatto, no, quando hanno creato l'America praticamente, tutte quanti. Questo sempre Germano me l'ha detto. E io lo credo perché secondo me così è asciutto. Alla fine, per chiudere, mo, facciamo la chiusura. Germano ha detto, quando ti stai parlava prima, che sto super, che cazzo ne so io, disastro dell'asteroide, la cometa, che ha stereto l'origine di questo giorno delle muerte, e quindi pure Halloween, ancora i cristiani non ce l'hanno scoperto che è così, perché non immaginano ancora che cazzo è successo. Che non hanno minimamente idea di quello che succede quando una cometa arriva sopra la Terra. T'apre lu culo a mudo. Però dici che nel 2015 qualcheduno che prima ste parlando, non è che sta cosa non ci accade ancora. No, nel 2015 stava una cometa morta, l'hanno chiamata, e è passato poco vicino dalla Terra. Oltre che San Lorenzo, la caduta delle stelle. Qua, il 31 ottobre nel 2015, è passata una cometa vicino alla Terra e che sicuramente faceva parte di sta cosa, sta orbita di rimanenze di comete che ste gira sempre in taccuto senso come le immagini di prima, no? Che poi si connette ovviamente con la stessa orbita della Terra. E ha passato praticamente proprio di fianco alla Luna. E sta cometa si chiama la morte, la cometa morta, una cosa del genere. Nel 2015. Se vedete la sua internet, trovatela, vedete un poco. Ci guarda cometa, che era cometa morta, come la chiamano. Sceva, passava, cioè ce ne pigliava a noi, che aveva una velocità, sempre detto Germano, di 22 km al secondo. Pizza pure. Più veloce dello ciao. 22 km al secondo. Praticamente
una cosa del genere, questa qua è una piccenna, ci arrivava una cosa del genere sopra la testa di Germano, cioè una bomba atomica praticamente il fascio solletico in confronto, è una cosa del genere, che poteva fare una cometa del genere, vi rendete conto? Io dico, veramente ste parli, compa? C'è la bomba atomica, roba che... Sì, gli ho detto, compa, ci arriva una cosa del genere sopra la terra, è finita per tutti. E questo è successo nel 2015, informatevi. Purtroppo foto di guerra non ne tengo, mi sa. E niente. Per chiudere, Germana ha fatto... T'hai detto prima riguardo la storia delle vecchie feste delle muerte, no? Fino allo moderno nostro, Halloween, tutte queste cose qua. Finalmente, mo, grazie a sto podcast, voi sapete pure. Cioè, voi sapete. Quelli che sapevano il dialetto, sapevano pure da dove proviene la festa delle muerte e Halloween. Qua non si scherza, il germano non si scherza, magno. E praticamente l'articolo che avete da informare sono solamente semplici testi. L'importanza dell'astronomia, il fatto che è successo a Tunguska con la K finale nel 1908 e entro 2015 sta cometa che è passato vicino. E Germana ha detto, essendo che ho studiato le meteorite e lo fenomeno proprio degli impatti, anni e anni, cazzo, Germano veramente un cristiano di cultura, e la muerte sua. Ha detto, l'impressione mia è che la frequenza di impatti così grossi come quello di Tunguska è pure più grande di quello ed è un poco sottovalutata dagli scienziati, ma non ci si rendono conto che questa cosa succede. Ho finito di mettere e di pesare. E niente, questo è quanto. Io non penso che stia altro da dire. Ho capito tutto quello che stavo da capire. Qualcuno tiene qualche punto nero che non ci riesce a ricordare che cazzo di problematica stai parlando. Basta che arriva, vedete la puntata perché gli ho detto tutte le cose che mi ha detto, ok? Metto una bella fotografia così grattate un po' con le palle tutte quante in contemporanea. E mo avete capito pure perché cazzo facciamo sta festa di Halloween, perché sono tutte le sante lo primo novembre e perché lo 2 novembre è il giorno delle muerte. Capite che comunque per come era diversa, ha detto pure Germano, per come era la posizione della Terra, non è che c'è il 31 che aveva un sacco di comete, cioè sacco della vanna, dello Perù. Ovviamente era passando picchi di tempo prima che arrivava, c'è stava lo culo della terra, no? Quindi era passando picchi di tempo prima che arrivava dall'altra mano. E quindi lo primo novembre magari capitava a totalmente notone sta pioggia di meteori, no? Fuori di capo. In forma che la terra ste gira, pure 2 novembre qualche altra cometa o pioggia di comete se la vuole provare ancora un'altra vanna dello pianeta. E si è creato questi 3 giorni di sfiga totale dove praticamente noi pigliamo veramente cauci in culo delle comete dalla mattina alla sera e la mattina del giorno dopo e la sera e la mattina dell'altro giorno dopo. Fuori di capo. Vediamo se c'è un'altra immagine suggestiva qua. Pare che stasera la news ha sentito bene la situazione. Questa è solamente una cometa. Vedi come ci arriva guerra? Ci arriva proprio a missili, ci arriva. Non basta solamente uno di guerra
Mica faccio solamente qua le cose, qua non la metto in culo, tutte quante. C'ho altre foto che non ci ho fatto vedere qua. Questa abbiamo visto, l'ho preso qua a Liburto. Purtroppo non ci tengo la fotografia di sta sburri a gara. Sta sburri a gara. E niente. Io co, co, co. Le mail ne potete mandare notizie, argomenti, parlare. Io non faccio un cazzo, dalla mattina alla sera. Per me la parola fatia non so manco che cazzo significa. E a quanto pare che sta funziona buono. Martina è sicuramente l'ospite che ne parlerà di filosofia, heavy metal e mi sa che parliamo di heavy metal, io ha detto che sappiano poche cose sulla filosofia, che si studia anche una cosa, poi parliamo un poco di heavy metal, io che parlo, è un gruppo che mi piaceva, e pure sto guagnone piace, si chiamano le Pantera, no? Pizza da ste Phil Anselmo, guagnone alla voce, fuori del capo, e morì lo chitarrista, che lo spararono mentre ste suonava, e quindi un capogruppo, che poi sono dovuto, capito, all'assà perché è morto sto cazzo di chitarrista, che l'hanno sparato. E parleremo di queste cose, più la filosofia e oltre, io ho detto altre cose pure. Quindi vediamo se te ne dice. Soprattutto vediamo il primo ospite ci riesce, che lo facciamo parlare attraverso il sistema. Ho fatto tutte le teste che eravamo a fare, funzionavano tutte cose. Come voglio salutare? Poi viva la croce? No, facciamolo fa Januario, va. Facciamolo fa Januario. Fra picche barco fa Januario. E niente, io sono contento che qua ho fatto un'ora e 50 minuti. Che è la puntata praticamente. Anzi, se ce ma fa mo che avete ricordato, non ce ma fa lo fa Januario. Metto una puntata, tu lo fa Januario e poi la commento un attimo, giusto per chiudere sopra una nota un poco più allegra della festa della muerte, capito? Vediamo che cosa si può trovare qua. Lo fa Januario. Stai qualcheduno che ogni tanto mi ha chiesto un poco di domande riguardo le fa Januario che abbiamo fatto. E sicuramente mettiamo, vediamo, a mezza parola, che è dell'episodio numero 6. Quindi mo non ascoltiamo, io me lo sento pure e poi vi spiego, ci stengo una cosa che è successo dietro le quinte, come si dice, che magari non tutti lo sapevano. Intanto grazie per aver sentito fino a mo'. Mo' non lasciamo gli ultimi 10 minuti solamente dedicati alle puttanate. E aspettiamo la prima, veramente, cioè questa è la puntata 0 del podcast. Aspettiamo la prima puntata con il primo ospite. Penso fra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giorni. Vai. Pasca, non rispondi? Giovanni, che mi hai chiamato per caso? Ma se ti pensi che dopo che hai vinto a poker mo è diventato importante? Prego? Sì, va bene. Non la capisco bene. Spiccia che detto. Lo sai che l'italiano non ce lo capisco poi. Garçon? Potrebbe farmi avere un interprete? Io quest'uomo non lo capisco. Va bene, signore, a mezza parola. Che cazzo è tu mostro interprete? Giovanni, fai una cosa buona nella tua vita. Fammi accendere. Mannaggia di te, mannaggia, ma si che te raccende, te era pizzicativo. No. Grazie Giovanni. Bravo. Hai fatto il tuo lavoro oggi. Mannaggia a me, mannaggia, ti ero a dire le carte sbagliate. Garçon? Garçon?
Sì, mi dica signora, a disposizione. Ah, non sto riuscendo ad avere una conversazione civile. Se per piacere può farmi avere quell'interprete. Certo signora, a mezza parola. Ma c'è già lui questo interprete almeno. Mannaggia. Benissimo questo Giovanni, tu stammi sempre appresso e vedrai che un giorno anche tu avrai una vita di questo genere. Capito? Tutto sarà ai tuoi piedi, avrai tutto quello che vuoi i giorni. Ma io volevo capire. Ma quanto è. Quanto è quella serata a poker? Non so. Non tutti lo sapranno, ma sta parte della puntata è veramente importante. Perché qua, capito, Giovanni capisci, caporuito da parlare in italiano con me, ci può parlare in italiano con me, capito? È così che funziona la vita, ognuno. Sono cose che ti riguardano. Principale, qua sto avendo alcuni problemi con le clienti. Il problema è bianco. No, sono uno che sto tratto abbastanza buono, mi pare un miliardario. Beh, E mi ha ordinato un interprete da internet. ma non la fa un culo bianco. Ma infatti io ci sto dicendo, ma vaffanculo a città muerto. E dov'è questo? Ma non lo so, principale, veramente parla in italiano. È italiano. E ce l'ha fatto da sette pure. E non lo so, probabilmente quella San Martano. Vabbè, mandalo fuori. Che poi mi è piaciuta la faccia che ha fatto dopo che ha visto le carte, capito? Oscar, ma forse ti stai dimenticando di una cosa. Dio dimentica, Giovanni, io no. No, no. Ti sei dimenticato che io ti ho detto che carta aveva l'altro? Dettagli. Sì, perché capito, Giovanni era visto c'è carta teneva l'altro e mi ha fatto vincere. Non ci significa che comunque io devo avere i soldi. Che ho vinto sempre io. Tu impari ad asciugare la prossima volta e ti faccio le cazzi tue. Comunque c'è pure da dire che Giovanni è sempre lo solito. Non ci capisci mai quello che ha da fare. Carne Giovanni ovunque tu sia in questo momento. E tagli la pizza. Ma da pure i soldi, ma fammi inzepare. Garzon, ma questo interprete? No, veramente ero venuto qua per dirvi una cosa da parte del mio titolare. Ci facete un culo un'altra mano, grazie. Come ci faccio di culo davanti? Mica i soldi li teniamo. Venuto qua per buono che Ma lei che t'ha muerto capisce che non è una cosa mia. Potrei sapere di cosa Mi state è stato parlando. ordinato. Pascal, vaffanculo tu e sto italiano. Niente, ci dobbiamo alzare, dobbiamo andarcene perché non siamo graditi a quanto pare. Avrai voglia di scherzare, immagino. No, non ho voglia di scherzare. Andiamoci, basta. Già stasera mi hai fatto impazzire. Ho detto, siediti, stai seduto. Prendi il menù, chiama la ragazza, quella donzella in fondo alla camera. Ordiniamo, mangiamo, finiamo e se mi va ce ne andiamo. Principale, arrivo io so. Niente, principale, c'è che tu vuoi ne fanno un culo un'altra vanna. Buono. Sì, ma uno mi ha risposto in dialetto. E dove era? Ma principale, è una voce veramente strana. Mi sa che facciano comunque. Quanto vado la chiedi bianco? Ah, io tengo una voce strana. Non è biase. Hai ragione, principale, è che mi hanno sembrato che tenevano le soldi. Allora magari voleva essere sicuro, ci ho chiamato a re. Ma la taglio che tengono le soldi, bianco. Agli ordini, principale. Caccia. Chiama Giorgio, ci tiene problemi. Certo che la carne la fanno veramente bene, no, Pasquale? Non male, non male. Ma che intenzioni tieni con il cameriere? Non lo so, è stata una grande mancanza di rispetto. Pensa che io potrei comprarmi questo giusto locale adesso. Per curiosità, no? E i soldi ce li abbiamo, no? Per pagare. Cosa? Soldi? Vabbè, lo prendo come un sì. Com'è che hai detto che lo prendi? Come un sì. Qua c'era detto com'è che ha detto che lo prendi perché la voglia a me come parlava in italiano, capito? Che passava tutta una volta in dialetto, non ci diceva com'è che ha detto che lo pigli, ma in culo, capito? Invece ma io mantenuto da perché che comunque sta cazzo di vincita a poker, capito? Face fa miracoli. Certo che comunque non è tanto male parlare italiano, eh? Ci sta bene. Non ricordo di... E qua Giovanni lo solito, che dici figa non è tanto male parlare in italiano, io non ci capisci, che stai tutte cose contro di Id, nonostante quello, Id si mette è passivo, capito? Se che a parlare in italiano arredo pure io, dici non è tanto male parlare italiano, non ci capisci. Ci stava io mi era fissato contro me stesso, dicevo, ehi, non ti ripigli, che cazzo stai dicendo in italiano? aver mai parlato un altro tipo di lingua. Ascolta, però un po' mi
preoccupi, perché comunque tu parlavi dialetto prima. Ecco che arriva il gagliofo. Potrei sapere che cazzo ha portato di mangiare. Non la non la capiamo, capiamo. guardi. Vabbè. E come ti stavo dicendo, sto pensando di comprarmi una villa a Manduria. E fino a Manduria devi arrivare a farti la villa? Beh sì, mica te la puoi far affacciare una villa, voglio dire. Tutta quella gente grezza. Principale, ma dai, scusa veramente, questa è l'ultima volta che la chiamo. Pizza abbiamo. Se poi c'è questo problema. Sì, quella stronza fottuta di Anna o da essere, ci ha portato da mangiare. A mostro ne immagino. Sì, principale, pensaci mi pigliava l'ordine pure. Senti, fa una cosa, vado Sì. a Anna e ne ci compiglia una fotografia tra la videocamera di sicurezza. Ok, Se mi faccio del faccio sti tipi. sarà fatto, principale, a disposizione. Abbiamo. Comandi, principale. Mesci un mascone Anna da Va parte. bene, principale, come lo vuole. È bello settato a mano smersa. A mano A mezza parola, principale. Vabbè, va. Cavagno. Buona nottata a tutte quante, mi raccomando. Dormite per bene, tanto non vi preoccupate, come pizzicate su un pezzo di meteorite in culo e vi ha dato tutto il culo bruscato che mattina. Non vi preoccupate. Una bella grattatina di coglioni. E niente, vediamo la prossima puntata, come divertiamo, almeno stiamo con un'altra parla che io voglio dire. Io parlo sempre io, non è che è sempre lo massimo, ma questa qua comunque la puntata zero. Io voglio che siano tutte cristiane che erano altre idee, come a Germania, che mi spiegano un sacco di cose. Io voglio che dico come funzionano le cose, però me la spiega a mano a mano, capire di tutte queste cose complicate, ma parla a mano a mano qua. Io voglio capire solamente le cose, non è che ci mi dici la definizione, ne faccio il vocabolario, me ne faccio niente. E niente, va, buonanotte a tutte quante. Ci è pigliata per il culo. Ci va stramale muerto, visto che siamo in tema di muerte. E vi auguro l'eterno riposo. Carne. Comunque, Anna è di Busano. Le soldi non ci hanno fatto nessuna fine. I soldi non hanno fatto. No, giusto perché mi hanno detto che stiamo parlando di domande su blocco a Januari. I soldi l'abbiamo persi, l'abbiamo sputtanato tutti quanti. Anna è di Busano. E basta.